Io allora mi chiedo, se vogliamo provare a correggere queste storture, in un contesto dato, quindi con le risorse disponibili che non sono una variabile indipendente, come proviamo a cambiare, correggere le storture che vediamo, cioè le diseguaglianze? Come proviamo, se non attraverso il ruolo del pubblico, a investire? Poi i privati, Intel, bene se vengono a investire, ma ciò che oggi serve in una fase di crisi, di incertezza, con le persone che iniziano a ridurre la propria propensione all'investimento, serve l'investimento pubblico. In cosa? Nel welfare, nelle infrastrutture sociali, nei diritti. Seconda questione che ci divide, le tasse. La cosa che ogni volta che si pronuncia sta parola si legge covoni di paglia, no? Allora lo dico perché anche su questo c'è una differenza tra noi e voi, tra come la vedo io e come ha detto che la vede oggi il Presidente Zaia. Il cittadino non paga le tasse per avere servizi, come ha detto il Presidente Zaia, perché l'articolo 53 della Costituzione italiana, quella su cui i presidenti di regione giurano, i presidenti del Consiglio giurano, dice: tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva. Il meccanismo per cui io pago per avere un servizio è il meccanismo del mercato e non c'entra niente con la funzione delle istituzioni, in cui io pago le tasse perché ho il dovere di contribuire alla società, il dovere costituzionale. E come? Faccio una citazione anch'io, non vi dico di chi è perché lo sapete, forse il consigliere Favero lo sa. Come pago le tasse? Ognuno secondo le sue capacità, ognuno secondo i propri bisogni. Non vi dico di chi è, se no vi scandalizzate. Però è così. Ognuno secondo le proprie capacità, chi ha di più deve pagare di più, ognuno in base al proprio bisogno. Se ho bisogno devo aver soddisfatto il mio diritto alla salute, alla cura, all'istruzione, alla casa. E allora il taglio delle tasse o la mancata applicazione delle tasse è un taglio agli investimenti pubblici, è un taglio alle possibilità che io posso avere di offrire infrastrutture sociali. E la lotta alle diseguaglianze, ma anche se ci pensate lo sviluppo sostenibile, non ce lo garantisce il mercato. Perché la sostenibilità è un valore sociale collettivo verso cui non tende il mercato, non ha mai teso il mercato. Basta pensare al tema degli extraprofitti delle aziende nel mercato energetico di questi mesi. Allora, se noi facciamo tutto che fa fare il mercato, non avremo mai politiche per la sostenibilità e quindi non produrremo mai, vado a chiudere, passaggi verso la lotta alle diseguaglianze. E questo lo dico perché Assessore Corazzari, proprio non ci interessa quello che dice, lo dice un po' più piano, forse è meglio. E allora, siccome veramente vado a chiudere, sto cercando di unire a delle considerazioni anche dei dati di fatto, consigliera Venturini, la limitatezza delle risorse non è un dato di fatto, è una scelta che questa maggioranza sta assumendo. Perché se questa maggioranza volesse, potremmo avere più risorse disponibili. Scelta legittima, spiegata anche da molti, ma è una scelta, non è un dato di fatto. E quindi il tema dell'addizionale IRPEF, perché non voglio lasciare nulla di escluso dalla discussione, è una possibilità, non è un obbligo. Voi avete deciso di non percorrerla, mi pare, adesso vedremo, a meno che ci siano clamorosi colpi di scena nella fase emendativa. Sono donna di poca fede in generale, men che meno su questa cosa, ma è una possibilità, non è un obbligo. Voi avete scelto di non percorrerla. Bene, però allora non potete non dirci come affrontate la coda della pandemia, come affrontate la crisi energetica, come affrontate l'inflazione, come affrontate le necessità che hanno tutti i soggetti di cui abbiamo parlato oggi, come affrontate i costi delle IPAB, degli ospedali, degli asili nido,
come affrontate il tema delle borse di studio. E il fatto che venga Intel, sempre per citare il fatto, non significa che allora arrivano i soldi per le borse di studio. Può essere che il mercato acquisisca un player importante, il mercato. Ma io per chi lavoro? Per il mercato o per soddisfare quei bisogni che la Costituzione ci chiede di soddisfare? E vado davvero a chiudere, essere ricco certo non è una colpa, anche se alcuni teorici hanno parlato della responsabilità della ricchezza, come dire, non è una colpa, ma devi essere pienamente consapevole delle opportunità che hai. E io sono d'accordo su questo, essere ricco non è una colpa. Vorrei che fosse chiaro che neanche essere povero è una colpa. E invece, consigliere Pan, lei ha fatto delle affermazioni che hanno trasformato l'idea della povertà in uno stigma, perché non è detto che tutti quelli che sono poveri sono seduti sul divano a non fare niente. Allora, se la ricchezza non è una povertà, se la ricchezza non è una colpa, io su questo vi seguo, dovete seguirci sul fatto che la povertà non è uno stigma, va affrontata, non va nascosta sotto il tappeto, non può essere negata, e se siamo seri bisognerebbe anche risolverla. Perché quando oggi il Presidente Zaia mi dice che in Veneto la povertà assoluta è del 10%, dovrebbe dirmi che 10 anni fa era del 4,4%. E che il Veneto è la regione in cui l'incidenza, la crescita della povertà negli ultimi 10 anni è stata maggiore, persino di più delle regioni del sud, dove è sicuramente più diffusa, ma proporzionalmente la crescita qui è stata maggiore. E sapete perché? Perché voi pensate che la povertà sia una colpa, che vada nascosta sotto il tappeto e non la affrontate. E dal 4,4 del 2009 è arrivata al 10,2 del 2019, dato pre-pandemia. E il Veneto, e vado a chiudere, tra tutte le regioni del nord è quello che presenta il dato sulla povertà assoluta più alto, perché in Piemonte, in Emilia-Romagna e in Lombardia il dato sulla povertà assoluta è sotto il 7%. Forse perché in questa regione le diseguaglianze sono più presenti che in altre. Infatti il PIL pro capite in Veneto è altissimo, come la povertà assoluta. Com'è sta cosa? E noi di chi ci vogliamo occupare? Perché di chi ha il PIL pro capite più alto abbiamo capito che ce ne occupiamo tantissimo. E la povertà assoluta, io vi dico, lo diceva il consigliere Montanariel, se siete responsabili del PIL più alto d'Italia, pro capite, dovete essere responsabili anche della povertà assoluta più alta del nord Italia. E io vi dico, accorciamo questa distanza. Costruiamo politiche che ci consentano di accorciare questa distanza. Non è l'addizionale IRPEF, è trovato un altro modo. Andate a debito, andate a prendere tutte quelle risorse che ci sono dentro la cassaforte che si chiama Veneto Sviluppo e dopo 3 mesi non sappiamo ancora quanti soldi ci sono. Fate i bilanci in maniera tale che non solo le uscite siano iscritte, ma anche le entrate. Perché quando oggi il Presidente ci dice la programmazione europea, in questo bilancio abbiamo solo le uscite della programmazione europea, 230 milioni in meno di entrate, di disponibilità. Quanti di ingresso? 0. Perché la scelta è quella di metterli solo quando arrivano in cassa. E quando arrivano in cassa, ma ne parleremo lungamente sul bilancio, come spenderli non lo decide il Consiglio, lo decide la Giunta, no? Lo decide la Giunta. Qua ci portate il bilancio più stringato apposta. Ed è esattamente, chiudo davvero, in linea con le politiche nazionali, per cui la povertà è uno stigma, per cui si lavora sul conflitto sociale, perché la flat tax altro non è che una contrapposizione volontaria tra il lavoro autonomo e il lavoro dipendente. È una modalità di politica fiscale che accresce le diseguaglianze. Io non dico che sia sbagliato, ma accresce le diseguaglianze. Il lavoro dipendente paga quello di imposte e non c'è verso e non può neanche fare un po' di evasione. Se io abbasso di molto l'imposizione fiscale del lavoro autonomo, accresco le differenze, allargo i divari. Il condono fiscale che è previsto nella manovra, cos'altro non è? Non do un giudizio etico, anche se vorrei, ma cos'altro non è se non
come dire, un attacco al cuore del concetto di fedeltà fiscale e di quel principio del dovere alla contribuzione collettiva di cui vi ho parlato prima, ma anche il taglio stesso al cuneo fiscale, che pure è una manovra apprezzabile. Ma se c'è un tema di costo del lavoro, anziché, oppure oltre a tagliare le tasse, perché il cuneo fiscale è una riduzione delle tasse, perché non apro anche un ragionamento sul valore del lavoro, sulla contrattazione collettiva, sul costo e il valore del lavoro? Ecco, io credo che siano tutti argomenti che non si liquidano con abbiamo fatto una manovra di bilancio, sono questioni politiche molto rilevanti e che, ripeto, segnano la destra e la sinistra in maniera irreversibile, tant'è che la prima manovra del governo Meloni è stata indicata come una delle manovre più inique, tant'è che per la prima volta quest'anno, e non accadeva da anni in questa regione, le organizzazioni sindacali sono scese in piazza in maniera unitaria per far sentire la loro voce. Ecco, io penso, e davvero chiudo, che dentro questo contesto un po' di responsabilità rispetto al tema della coesione sociale noi dobbiamo averlo. Io non so se ci saranno moti di piazza, perché poi questo meccanismo di cui vi ho parlato della destra produce anche un individualismo, una secolarizzazione, non voglio star qua, una disintermediazione, il leader e il rapporto con gli eletti, le organizzazioni, le intermediazioni non esistono più, c'è il leader che decide tutto non si sa dove e gli elettori, e noi siamo qua a far finta, tant'è che neanche si degna di venire qua, quindi non lo so se ci saranno i famosi moti di piazza. So che queste persone hanno bisogno di risposte e io penso che noi, soprattutto a quest'ora, senza nessuno che ci ascolta e senza il Presidente che ci osserva e ci inibisce, o inibisce alcuni di noi, da questo punto di vista io mi aspetto che una riflessione insieme la facciamo a partire da questo bilancio e per il triennio che abbiamo davanti.